Decisione storica della Consulta, d'ora in poi i figli avranno i cognomi di entrambi i genitori. Emma D'Aquino. Sei completamente matta, povera figlia! Scusa? No, adesso basta, Vincent, qui va a finire male. Sei contento? Vedi che succede quando scegli un nome No, simile? aspetta, datti una calmata. Lo sanno i futuri genitori, la scelta del nome è spesso tra gli argomenti più divisivi e una cena tra amici rischia di trasformarsi in una rissa come nel film. Ma almeno sul cognome la regola adesso è chiara. Per i figli non sarà più automatico assumere il cognome del padre, come è accaduto finora. Avranno quello di entrambi i genitori. Una decisione storica della Corte Costituzionale che ha ritenuto discriminatorie e lesive dell'identità le norme che prevedevano l'automatica attribuzione del cognome del padre ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane. Il figlio assumerà entrambi i cognomi secondo l'ordine che i genitori concorderanno, salvo che decidano, sempre di comune accordo, che un solo cognome basti. E se l'accordo non riuscissero a trovarlo, la Consulta parla chiaro. L'ultima parola spetterà al giudice. Un pronunciamento, quello della Consulta, che segna il riconoscimento della parità di genere. Il ritorno di Samantha Cristoforetti nello spazio, l'astronauta italiana è in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale.